Straordinario miracolo eucaristico avvenuto in Messico, probabilmente per intercessione del beato Carlo Acutis. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di un fenomeno straordinario che si sarebbe verificato in Messico nel luglio del 2022. E sono molto emozionata nel parlarvi di quanto sto per dirvi, perché sono molto devota al beato Carlo Acutis e veramente la notizia deve ancora essere confermata. Sono in corso indagini, approfondimenti da parte dell'autorità ecclesiastica, però si tratterebbe dell'ennesimo miracolo operato da Carlo Acutis, che era un grandissimo devoto, appassionato studioso di miracoli eucaristici. Aveva anche organizzato una mostra che ha fatto il giro del mondo, proprio incentrata sui miracoli eucaristici più noti che siano mai accaduti. Già altre volte per intercessione di Carlo Acutis erano avvenuti dei miracoli eucaristici. Adesso in Messico, in particolare il 23 luglio del 2022, sarebbe accaduto un altro miracolo eucaristico per intercessione di Carlo Acutis, ma vediamo un attimo quali sono i fatti. Innanzitutto dove sarebbe accaduto questo miracolo, anzi questo doppio miracolo, adesso vi spiego perché doppio. Questo miracolo sarebbe accaduto nella parrocchia di Nostra Signora del Rosario, che si trova nella città di Zapotlanejo, vicino a Guadalajara, nello stato messicano di Jalisco, il 23 luglio del 2022. La sera, in che cosa è consistito sarebbe consistito questo miracolo eucaristico? Che a un certo punto, alla fine della messa, è stato esposto il Santissimo Sacramento. Il sacerdote ha detto delle preghiere di routine, no? Quelle che normalmente si dicono in presenza del Santissimo Sacramento, e dopodiché sarebbe andato in sacrestia. E a un certo punto l'ostia, mentre davanti all'ostia si recitava il Santissimo Rosario, avrebbe iniziato a pulsare come se fosse stato un cuore umano. E lo ricordiamo che in tutti gli altri miracoli eucaristici, soprattutto in quello eucaristico di Lanciano, sono stati fatti degli accertamenti in cui è risultato che l'ostia non è altro che un pezzo del miocardio, che presenta tutti i muscoli appunto tipici del miocardio, con gruppo sanguigno AB ricevitore universale, insomma. E si tratta di un vero e proprio cuore umano. Nel caso del miracolo eucaristico di Lanciano, la pulsazione di questo cuore, che era stato fissato con i chiodi su una tavoletta di legno, avrebbe provocato tale pulsazione una lacerazione, perché il muscolo cardiaco, non potendosi muovere liberamente, si sarebbe squarciato. Per quello lì si trova quel grande squarcio, appunto, che caratterizza proprio il miracolo eucaristico di Lanciano. Qui abbiamo in Messico invece proprio la conferma, no? Che l'ostia è il cuore di nostro Signore Gesù Cristo, perché in Messico l'ostia avrebbe iniziato a pulsare come un cuore umano. Prima di approfondire, ecco, le modalità di che cosa sia accaduto nei dettagli, bisogna fare una premessa: che in quella stessa chiesa, la notte prima, insomma, che avvenisse questo straordinario miracolo dell'ostia che pulsa come un cuore umano, era stata benedetta da un sacerdote una foto del beato Carlo Acutis, che, lo ricordiamo, era un profondo devoto dell'adorazione eucaristica e studioso dei miracoli eucaristici. Era stata quindi, questa chiesa aveva ricevuto una foto del beato Carlo Acutis sigillata con il vetro,
Questa foto era stata benedetta e la notte stessa questa foto di Carlo Acutis avrebbe iniziato a trasudare un olio. Dopodiché il giorno dopo, appunto il sacerdote in quella stessa chiesa, che è la chiesa di Nostra Signora del Rosario nello stato messicano di Jalisco, il sacerdote ha esposto il Santissimo Sacramento subito dopo la Santa Messa. Il sacerdote ha detto le rituali preghiere per l'esposizione e poi si è alzato e se n'è andato in sagrestia per sbrigare alcune faccende, insomma, alcuni oneri. E a un certo punto, mentre il sacerdote era in sagrestia ed era in atto la recita del Santo Rosario davanti al miracolo eucaristico esposto, l'ostia santa ha incominciato a pulsare come fosse un cuore umano. È un fenomeno che è durato circa 30 secondi e fortunatamente questo cuore di Cristo che batte d'amore per gli uomini è stato ripreso dai fedeli presenti. Per cui abbiamo il filmato che tra poco vi mostrerò. È chiaro che adesso si faranno tutta una serie di accertamenti da parte dell'autorità ecclesiastica, oltre fortunatamente al video documentato dai telefonini, che dura al massimo 30 secondi perché tale è stata la durata di questo fenomeno. Ci sono anche molti testimoni oculari. E la Chiesa è chiaro che il popolo di Dio grida al miracolo, io compresa, però è chiaro che è la Chiesa che deve confermare il tutto, compreso devono essere compiuti degli accertamenti sull'olio che avrebbe trasudato l'immagine del beato Carlo Acutis. Però ecco, si tratta di un evento che ci commuove, che accende ancora di più di ardore la nostra devozione verso il Santissimo Sacramento e che ci induce anche a pensare sempre che quando ci raccogliamo nella preghiera davanti al Santissimo abbiamo innanzi a noi un cuore pulsante, un cuore che vive, un cuore che batte, e quindi devono essere banditi tutti quei sentimenti magari di distrazione, di freddezza con cui spesso si sta in presenza del Santissimo e si deve stare in un profondo raccoglimento del cuore e dello spirito. Vi lascio alle immagini di questo straordinario miracolo che spero possa commuovervi come ha commosso anche me. Grazie a tutti carissimi per l'affetto e l'attenzione, e che il nostro Signore possa attraverso il Santissimo Sacramento benedirci tutti. A presto. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y decimos que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Jesús mío, por esta primera caída te encomiendo a tus sacerdotes jóvenes, a tus seminaristas, dales a todos perseverancia y fortaleza. Y si alguno cae, Señor, levántalo para que siga en pos de ti. Padre nuestro que estás en el cielo. Kumbaya.